Ieri, nel tardo pomeriggio, i vigili del fuoco sono stati chiamati per intervenire in Viale Veneto a Sottomarina all'Hotel Stella d'Italia, dai cui terrazzi si stavano staccando calcinacci che rischiavano di colpire i passanti. Si tratta di una struttura ormai in disuso, chiusa da anni, sulla quale non viene eseguito nessun tipo di intervento manutentivo ormai da tempo. Si trova in una zona centrale di traffico ininterrotto, soprattutto durante la stagione estiva, e si affaccia sul centrale boulevard di Piazzale Italia, un posto di via vai di residenti e di turisti che ora trovano la passeggiata bloccata dal nastro usato dai vigili del fuoco per limitare il perimetro di sicurezza.